tratto dal testo di introduzione alla mostra intitolato La passione del silenzio di Italo Zannier. Ci sono passioni forti, come quella del calcio, altre invece che pretendono il silenzio, come la fotografia, muta per sua natura tecnologica e per identità estetica. La fotografia paradossalmente è misteriosa, nonostante il suo realismo, ed è pure subdolamente ambigua e spesso pretende e sollecita di essere decifrata come un rebus. Da circa 3 secoli la vita sul pianeta si è via via trasformata traumaticamente, innanzitutto per l'aumento numerico incontrollabile dell'umanità, trasferendo di conseguenza il senso primordiale dalla realtà corporea, che possiede un suo peso, sensibile al tatto e al profumo, a quello iconico, cinematografico, televisivo, informatico, che è silenzioso, suadente, penetrante, anche se nato storicamente con la fotografia, che si chiamava daguerreotypie, dopo il sogno ancestrale di possedere uno specchio dotato di memoria. Immagini come queste, lievi e suggestive di Daniele Macca, che tendono nel loro silenzio a raccontare, a suggerire, a offrire indizi di vita quotidiana, incontri, pause, solitudini. Il fotografo racconta così anche se stesso, mostra e regala la sua cultura esistenziale, che si incide nelle immagini mediante la pressione di un pulsante, che è l'orgasmo e la sintesi di un pensiero, di un'osservazione, di una cultura. La fotografia in quell'istante documenta innanzitutto la connotazione culturale dell'autore, la sua identità vitale, ed è quasi un testamento di idee. Nelle immagini di strada, soprattutto, marchiate qui nello storico bianco-nero, alita con dolcezza una melanconia che sembra resistere da un'alchemica tradizione grafica vissuta prima dell'ultimo inevitabile evento tecnologico, cioè il passaggio prima al colore e poi alla magia dell'elettronica, al cosiddetto digitale, che Macca, al secolo Daniele Maccagnan, sembra qui, legittimamente, per la sua forte indole ideologica, non voler affrontare. Le fotografie comunque non si possono spiegare, ma guardare a lungo, anche dopo il primo impatto, e basta. È in questo assioma, credo, che vive la silenziosa forza della fotografia, come questa di Macca, delicata e al tempo stesso energica e a volte stimolante, che obbliga a una meditazione prolungata, superando la sua credula apparenza di realtà, fluido simulacro invece verso il nostro pensiero, come direbbe anche oggi Epicuro.